La soddisfazione più grande è quella dei cittadini, perché hanno capito che davanti avevano una persona che lottava per difendere gli interessi dei cittadini. Hanno guardato il lavoro e quelli che sono gli obiettivi, si sono resi conto che sono stato l'unico sindaco che ha avuto il coraggio di alzare la testa e di dire no a questo sistema. Quel 49% di voti uscito dalle urne vale più di 1000 parole per Loris Mazzorato, rieletto sindaco di Resana 7 mesi dopo le sue dimissioni. Era l'ottobre scorso quando nel comune trevigiano scoppia la bufera, dopo che il primo cittadino partecipa alla requiem di padre Abramovic in onore di Erich Priebke. Mi sento anch'io un boia costretto ad applicare le tasse ai miei cittadini, aveva spiegato Mazzorato giustificando il suo gesto. Qualche settimana più tardi assessori e consiglieri di maggioranza si dimettono, il ministero scioglie il consiglio comunale di Resana che viene così commissariata. Sono stati mesi difficili, spiega Mazzorato, la voglia di abbandonare la politica, poi il giorno prima della chiusura delle liste la decisione di riprovarci, spinto dai suoi concittadini che alla fine hanno deciso di eleggerlo nuovamente. Archiviata la vittoria per Loris Mazzorato e la sua squadra, è tempo di mettersi al lavoro e riprendere le battaglie interrotte qualche mese fa e riassunte nella maglietta indossata dal neo primo cittadino. Quella che è la nuova tassazione che sta arrivando, dove è vero che gli sindaci applicano le aliquote base previste per legge, però porteranno un salasso verso i cittadini. Verificheremo le risorse disponibili. Il mio obiettivo sarà quello di lottare per l'indipendenza. L'indipendenza è una gran bella parola. Noi vogliamo avere dei figli indipendenti, vogliamo avere un'amministrazione indipendente. E la prima uscita ufficiale da sindaco Mazzorato la farà proprio in quest'ottica di indipendenza. Saremo a Ginevra, in Svizzera, all'ONU, con una fortissima delegazione di cittadini veneti che rivendicano il diritto di autodeterminazione del popolo veneto. Una volontà che Mazzorato dimostra indossando la fascia tricolore perché sono cittadino italiano, spiega, e sopra quella della Repubblica Veneta perché, aggiunge, a votarmi sono stati i veneti. Adesso però tutti al lavoro per formare la nuova giunta. Non sarò certamente io a scegliere gli assessori, sarà la mia squadra. Voglio un modo nuovo di lavorare perché le persone devono condividere progetti.